Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. I titoli di questa edizione. Omicidio a Palermo, si è conclusa la caccia all'assassino. La polizia ha arrestato un 23enne che avrebbe accoltellato Vito Petrigno al culmine di una lite. Il giovane si era rifugiato in casa di un amico. Indagini sul movente. Condanna all'ergastolo per zio e nipote di origine tunisina accusati dell'omicidio di un cameriere. Il delitto era avvenuto in via Roma, a Palermo, 3 anni fa. Samir, la vittima, venne ucciso con 3 colpi di pistola. Mitra e munizioni rubati nel carcere di Bicocca, misure cautelari per 4 persone, tra loro anche un agente della polizia penitenziaria. L'arma è stata ritrovata. Pfizer faccia un passo indietro, abbiamo famiglie e mutui da pagare. A Catania sit-in dei lavoratori contro gli esuberi. Il ministro Urso oggi nel capoluogo etneo. Abbiamo convocato l'azienda per non perdere neanche un posto di lavoro. La Sicilia nella morsa del grande caldo, oggi sfiorati i 43 gradi in diverse zone dell'isola, allerta rossa per gli incendi su tutta la regione. Ad Alcamo arrestato un piromane che ha distrutto 20 ettari di macchia mediterranea. Musica a Biagio Antonacci, omaggio a Tindari con un concerto inedito. Alle prime luci dell'alba il cantautore si esibirà in uno dei teatri antichi più suggestivi del Mediterraneo. Calciomercato, il DS varrà impegnato a sfoltire l'organico del Catania per poi pensare alle manovre in entrata. Ufficiali le cessioni di Miceli e Frisenna. L'obiettivo è consegnare a Longo una squadra giovane e competitiva. Ancora ben trovati, apriamo questa edizione del nostro giornale con la cronaca, parliamo dell'omicidio a Bonagia, a Palermo. È stato arrestato un giovane, si era rifugiato in casa di un amico. Si è conclusa così la caccia all'uomo che avrebbe accoltellato un vicino di 69 anni mentre si trovava assieme alla moglie nella cantina dello stabile. Sentiamo Marco Gulla. Ho trovato una signora, la signora che gridava aiutami, l'hanno ammazzato. C'è la moglie praticamente del signore. Le hanno ammazzato mio marito, aiutami. Questa è la testimonianza di una vicina di casa di Vito Petrigno, il pensionato di 69 anni ucciso a coltellate da un 23enne al culmine di una lite a Bonagia, a Palermo. Ancora ignoto il movente, tra le ipotesi una rapina finita male o un'accesa lite condominiale culminata in tragedia. Tutto accade intorno alle 8:30 di mattina. Petrigno, ex rappresentante di calzature, è in compagnia della moglie. Scoppia la lite o forse un tentativo di rapina. Chi accoltella a morte Vito Petrigno è un ragazzo di 23 anni, Giovanni Bruno Madonia. Alcuni testimoni hanno raccontato che il giovane era in stato di alterazione. Poi dopo le coltellate scappa via e si rifugia in casa di un amico in via del Bassotto. Le prime telefonate al 112 sono arrivate intorno alle 9. A chiamare sarebbero stati la moglie e alcuni vicini che avrebbero detto ai soccorritori che un uomo era stato accoltellato nella cantina di uno stabile. Al loro arrivo però i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per Petrigno, colpito più volte alla schiena. La moglie, sotto shock, avrebbe fornito qualche elemento sulla descrizione dell'assassino che viene rintracciato subito dopo. L'arma utilizzata dal 23enne non sarebbe stata ancora rinvenuta dagli investigatori, figli e parenti in lacrime, vicini di casa increduli per quanto successo. Raccontano che lui questo ragazzo ha spinto la moglie a terra e lo ha accoltellato senza nessun apparente motivo, sembra. Lei lo conosceva questo Vito Petrino, Certo, cioè la vittima? certo, Che persona era? Abito proprio al piano di sotto, una persona speciale, una persona unica, veramente. E restiamo a Palermo perché un giovane di 20 anni è stato accoltellato nel corso di una rissa. Il giovane si è presentato ieri al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, dove i medici hanno chiamato la polizia che sta indagando per risalire all'aggressore e al movente del ferimento. Una seconda volante è dovuta intervenire per riportare la calma perché alcuni parenti del ferito sono andati in escandescenza creando problemi nell'area di emergenza. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo zio e nipote di origini tunisine accusati dell'omicidio di un cameriere, anche lui immigrato. Il delitto in centro una notte di 3 anni fa. Sentiamo Manlio Viola.
Uccisero un cameriere del locale concorrente dopo averlo seguito in piena notte. Adesso dovranno scontare l'ergastolo. Zio e nipote, entrambi tunisini residenti a Palermo, sono accusati dalla procura di essere uno il mandante, lo zio, l'altro l'esecutore materiale, il nipote, dell'omicidio di Samir, il cameriere algerino assassinato in piena via a Roma la notte del 4 novembre 2023. Secondo la prima ricostruzione, il delitto sarebbe maturato dopo un conflitto fra buttadentro, ovvero i camerieri incaricati di reclutare i turisti che passano invitandoli a diventare clienti, entrare e consumare. Un movente che però non è mai stato dimostrato e che presto è uscito di scena nel processo. Pur senza un movente chiaro, zio e nipote tunisini sono stati condannati, anche se da sempre si professano innocenti. L'accusa ha infatti presentato le immagini della videosorveglianza cittadina che mostrano come la vittima sia stata seguita dopo aver finito il turno di lavoro. Le riprese hanno poi mostrato i movimenti del killer, permettendo agli inquirenti di ricostruire la dinamica. Ora è arrivata la condanna all'ergastolo per entrambi. A Catania, mitragliatrice e munizione rubati dal carcere di Bicocca. Ci sono 4 arresti, tra loro anche un agente della polizia penitenziaria. Sentiamo Giusy Lazzara. Una mitragliatrice rubata e la poliziotta penitenziaria arrestata. Accade anche questo nel carcere di Bicocca a Catania. L'anno scorso sparisce una pistola M12 con le munizioni. Le indagini si concentrano subito sull'agente penitenziaria che per ultima aveva utilizzato l'arma. Lei, pensando di farla franca, si era impegnata a dare una mano nelle indagini, millantando anche conoscenze in ambienti criminali. Così aveva indicato una donna con precedenti penali che poteva fare da tramite per il recupero dell'M12. Si scopre invece dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di fonti investigative che l'agente penitenziario era in contatto non solo con la donna indagata, anche per spaccio di stupefacenti, ma con i figli, uno dei quali aveva preso e nascosto l'arma rubata in carcere e, lo vedete in queste immagini, l'aveva nascosta vicino all'abitazione dove viveva con la famiglia. Poi sui social si vantava col fratello, mostrando le armi. Dalle intercettazioni si è scoperto che nel furto era coinvolto anche un detenuto del carcere. L'arma è stata recuperata. L'operazione della Polizia di Catania e della Polizia Penitenziaria di Palermo ha portato le misure cautelari. Per tutti e 4 l'accusa è di peculato, detenzione di armi da guerra e spaccio di stupefacenti. Cambiamo argomento. Pfizer faccia un passo indietro. Abbiamo famiglie e mutui da pagare. A Catania lo sfogo dei lavoratori contro gli esuberi annunciati dalla multinazionale farmaceutica in mattinata sit-in davanti allo stabilimento. C'era per noi Tonino De Mana. Noi ci aspettiamo che Pfizer indietreggi dalla sua decisione perché non vogliamo assolutamente lasciare il territorio. Aspettiamo che Pfizer indietreggi e sotto il sole cocente, con una temperatura che sfiora i 40 gradi, lavoratori e sindacati sono dati appuntamento davanti allo stabilimento di Catania per manifestare contro i tagli della multinazionale farmaceutica che ha annunciato oltre 330 esuberi ai quali si aggiungono un'altra quarantina dell'indotto. Una vera mazzata per i lavoratori che vedono precipitare progetti di vita e futuro. Dopo tanti anni di precariato e 6 di disoccupazione di intermezzo, finalmente ero riuscita ad avere la stabilizzazione in questa azienda, ma eccoci qua a combattere per mantenerci il posto di lavoro. Con una famiglia alle spalle, 2 figlie da crescere, il mutuo da pagare. Gazebo, ombrelli, ventagli e bottigliette d'acqua sono fedeli alleati. In questo scenario però anche il caldo passa in secondo piano. Un'azienda ambigua che a parole dice di voler restare qui a Catania perché nei fatti sta smantellando pezzo dopo pezzo tutta l'azienda. Vicinanza ai lavoratori è stata espressa da Monsignor Luigi Renna, che ha scritto una lunga lettera aperta. A fare da portavoce e sintetizzarla ci ha pensato Don Alfio Carbonaro. Invita l'azienda a riflettere su quelle che sono le motivazioni che la portano ad avere questo atteggiamento nei confronti dei lavoratori, della città, perché si guardi a quello che è lo sviluppo del territorio, a quello che ha dato l'azienda nel passato e quello che può dare ancora nel futuro. Il 22 luglio l'avvertenza approda a Roma al Ministero del Made in Italy. E a proposito del Ministero del Made in Italy, sulla vicenda Pfizer è intervenuto il ministro Urso oggi a Catania. Lo sentiamo. Abbiamo convocato l'azienda, come sempre facciamo in questi casi, con l'obiettivo di realizzare un diverso piano di rilancio produttivo dello stabilimento
che consenta di tutelare tutti i lavoratori. Inizia un processo in cui ci confronteremo anche con gli enti locali, comune, regione e certamente con i sindacati, affinché si possa trovare una soluzione condivisa e sostenibile, salvaguardando lo stabilimento e la sua attività produttiva. L'azienda debba continuare a produrre qui a Catania, tra l'altro l'industria farmaceutica in Italia cresce nella produzione e cresce nell'esportazione e altri investitori intendono puntare sul nostro Paese. In ogni caso il processo deve essere governato, come abbiamo sempre fatto in questi anni al Ministero, salvaguardando sempre tutti gli stabilimenti e tutelando i lavoratori. Stipendi e contributi in arretrato, lo sciopero dei lavoratori dell'8-2 della Ragusa a Catania. ANCE Ragusa ha convocato per lunedì un incontro sindacale. Veronica Barbarino. È la triste storia della nostra terra, dove ci sono lavori pubblici, dove ci sono lavoratori edili, ci sono problemi, aziende che vanno a scaricare i propri problemi sui lavoratori. Sciopero dei lavoratori nei cantieri dell'azienda Zaccaria che interessano il lotto 2 della Ragusana, tra Gran Michele, Scordia, Belpasso, Via Grande e Piano Tavola. Alla base della protesta 2 mancati stipendi e contributi in arretrato. Sono ben 300 i lavoratori che ad oggi aspettano le buste paga, gli stipendi di maggio e di giugno, nonché un pregresso di cassa edile da novembre ad oggi. Lo sciopero ha visto 2 presidi, uno nel cantiere di Massa Annunziata e l'altro nel cantiere dell'8-2 della Ragusana, allo svincolo Scirri. Ci sono già state alcune interlocuzioni con l'azienda che incontreremo la prossima settimana, però non ci danno tante rassicurazioni perché già nel passato avevano fatto delle promesse che sono state continuamente disattese. Confermata l'attivazione delle procedure di surroga nei pagamenti nei confronti delle stazioni appaltanti e la richiesta di blocco degli stati di avanzamento lavori affinché le risorse pubbliche vengano prioritariamente destinate al pagamento delle retribuzioni arretrate e alla regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori. Nel frattempo ANCE Ragusa ha convocato per lunedì un incontro sindacale richiesto dall'impresa Edilzeta SPA per sottoscrivere un verbale utile alla risoluzione immediata della vertenza in corso. È un uomo di 68 anni, Salvo Riera di Augusta, la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio nella zona industriale di Catania. Riera si trovava a bordo della sua moto che per cause da accertare si è scontrata con un'altra motocicletta. Ferito anche l'altro motociclista che è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. La procura ha disposto il sequestro dei mezzi e potrebbe disporre l'autopsia sul corpo della vittima. La Sicilia nella morsa del grande caldo, domani allarme rosso per incendi in tutta l'isola, in diverse zone. Oggi sono stati sfiorati i 43 gradi, in aumento le temperature anche nella zona orientale. Sentiamo Angelo Gagliano. La Sicilia boccheggia e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni. Le temperature record di queste ore, 43 gradi a Partinico, oltre 42 in provincia di Catania, potrebbero essere superate nel fine settimana. Il servizio informativo agrometeorologico siciliano segnala temperature superiori a 42 gradi in diverse zone della Sicilia, da Caltanissetta ad Agira. L'abbraccio soffocante dell'anticiclone africano, secondo gli esperti, potrebbe portare la colonnina di mercurio, in particolare sul versante centro-orientale dell'isola, a sfondare la soglia dei 45 gradi. L'allerta resta alta, ma non solo per l'ondata di calore, anche per il rischio incendi. Bollino rosso a Palermo, mentre Catania e Messina sono state inserite nella fascia di allerta arancione. Sicilia assediata dal caldo, abbiamo detto, e come sempre puntuali riappaiono i piromani. Ad Alcamo, nel Trapanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo per l'incendio boschivo con l'aggravante di avere danneggiato aree e specie animali protette. Il rogo a Baia Santa Margherita ha distrutto 20 ettari di macchia mediterranea. Nuovi focolai al villaggio Primosole nel Catanese. Il fuoco non ha risparmiato neanche l'oasi naturalistica del Simeto. A Siracusa per il fine settimana la Protezione Civile ha previsto un piano con 4 postazioni climatizzate gestite dalla Croce Rossa a Ortigia e in altre zone della città. E anche domani resterà in vigore a Palermo il divieto di circolazione delle carrozze trainate da cavalli per le alte temperature previste. Lo comunica l'assessorato al benessere animale.
E poi c'è l'altra emergenza, la crisi idrica, ma in questo caso parliamo del paradosso dell'acqua, cioè le dighe sono piene ma i rubinetti sono a secco. Non è più soltanto la siccità il nemico tra norme, infrastrutture e polemiche, da Agrigento a Gela fino a Siracusa. Sentiamo Gerry Italia. L'acqua c'è ma non sempre si può bere, oppure arriva a intermittenza o ancora non arriva affatto. È il caso di Gela, qui l'acqua scorre dai rubinetti ma da giorni porta con sé un forte odore chimico che ha fatto scattare il divieto di utilizzo per fini alimentari disposto dal sindaco. Le prime analisi di Caltacqua non evidenziano contaminazioni né valori fuori norma, ma i controlli proseguono insieme a Siciliacque per capire da dove provenga quell'odore che continua a preoccupare i cittadini. Ed è proprio a Gela che la protesta prova a trasformarsi in iniziativa politica. Al gazebo, organizzato da Controcorrente, si raccolgono firme per chiedere la rescissione del contratto con Siciliacque. Siamo arrivati quasi a 10.000 firme in giro per la Sicilia e questo è qualcosa di straordinario. Nel pieno caldo, in appena 10 giorni, la Sicilia vuole avere un servizio idrico che funzioni, non vuole avere un servizio idrico che faccia business e interessi sul lucro, che è la cosa più importante, che l'acqua. E la prossima tappa del gazebo sarà proprio a Siracusa, dove l'emergenza sembra fare un passo avanti e uno indietro. A Ortigia l'acqua era tornata a scorrere, ma solo per poco. La pressione è nuovamente diminuita e in alcune zone i rubinetti sono rimasti ancora una volta a secco. E infine il paradosso di Agrigento, nella borgata di Maddalusa. Qui l'acqua non manca perché non c'è, ma perché non può arrivare. Le abitazioni sorgono in un'area sottoposta a vincolo e prive dei requisiti di legge. Dopo settimane di tensioni, il tavolo convocato in prefettura ha aperto uno spiraglio soltanto per le persone più fragili. Anziani, bambini piccoli e disabili potranno ricevere l'acqua fino alla fine dell'estate. Poi, salvo nuovi sviluppi, i rubinetti torneranno a chiudersi. Per le istituzioni non è un'emergenza idrica, ma un problema urbanistico. Per chi vive qui però la differenza cambia poco. 3 città, 3 emergenze diverse, un unico denominatore in una Sicilia dove l'acqua oggi non manca nelle riserve ma continua invece a mancare nelle case dei cittadini. A Palermo incontri e convegni in vista del 19 luglio, giorno della strage di Via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e gli agenti della sua scorta. Inaugurata una mostra fotografica al Tribunale. Sentiamo Marco Gulla. Mostre, convegni e incontri in vista del 19 luglio, giorno della strage di Via D'Amelio. Questa mattina al Tribunale di Palermo è inaugurata la mostra Rose spezzate, che fa rivivere una fase importante della nostra storia, quella in cui la reazione della magistratura e dell'intera società alla strategia del terrorismo mafioso ha determinato una svolta irreversibile nella coscienza civile del popolo. Quella di oggi non è una semplice commemorazione, è una rievocazione umana, non soltanto storica, è una ricerca della verità che, come abbiamo ascoltato da tutti gli autorevoli interventi, è un dovere che oggi appartiene non solo alla magistratura e agli inquirenti, ma appartiene alla società civile nel suo complesso. La commemorazione della strage di Via D'Amelio porterà a Palermo anche i big della politica, da Elly Schlein a Giuseppe Conte e poi Arianna Meloni per il centrodestra. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di musica. Biagio Antonacci a Tindari con un concerto speciale domani all'alba in uno dei teatri antichi più suggestivi del Mediterraneo. Le prime note alle 5:15. Desiree Ferlito. Passeggio dentro il mondo. C'è un luogo dove la musica incontra il mare, il sole e la storia, ed è proprio lì, nel Teatro Greco di Tindari, che Biagio Antonacci ha deciso di regalare ai suoi fan un'emozione in più. E se è vero, batti un colpo, amore mio. Dopo le 10 date siciliane, già tutte sold out, il cantautore ha annunciato un 11° concerto speciale. Si terrà all'alba di domani alle 5:15 del mattino, quando il sole sorgerà sul promontorio di Tindari, trasformando uno dei teatri antichi più suggestivi del Mediterraneo in un palcoscenico a cielo aperto. A un certo punto della mia carriera mi voglio permettere di guardare il pubblico negli occhi e portarlo a guardare con i loro occhi questa meraviglia. Un evento unico, battezzato Vivere l'alba insieme, nato dal desiderio di restituire l'affetto ricevuto dalla Sicilia in queste settimane.
Un legame che il pubblico ha potuto seguire anche attraverso i suoi social, dove il cantautore si è mostrato sempre più immerso nella vita dell'isola. E conoscere veramente chi lavora in questi spazi e il popolo che occupa questi spazi, la mentalità, la cucina, la simpatia, l'accoglienza. Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che se lei... Con un abbraccio musicale destinato a rimanere nella memoria del pubblico. Un po' meno... fammi sentire. Se... Ritorniamo sulla nostra notizia di apertura perché c'è una novità per quanto riguarda l'omicidio di Palermo. Ha confessato di aver ucciso Vito Petrigno, rappresentante di calzature in pensione di 69 anni, questa mattina nella box del residence in via Papa Giovanni XXIII a Palermo. Sono stato io ma non sono lucido, ha detto l'assassino, il 23enne che è stato fermato. Sono sotto l'effetto di cocaina e alcol. Queste le parole di Giovanni Bruno Madoni, arrestato poco dopo appunto dalla polizia. Il giovane ha confessato il delitto ma non ha ancora detto nulla sulla movente. Vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, parliamo del Catania che è impegnato su due fronti, si lavora in sede agli ordini di Longo mentre il DS Varrà è indaffarato a sfoltire l'organico, ufficiali le cessioni di Miceli e Frisen. Sentiamo Tonino De Mano. Nel giorno della presentazione il nuovo DS Varrà era stato chiaro: bisogna sfoltire l'organico, ringiovanirlo e soprattutto nessuno è incedibile. Il mercato del Catania si muove quindi in questa direzione con l'obiettivo di abbassare l'età media e consegnare al tecnico Longo una squadra combattiva e competitiva. Doppio allenamento in sede per i rossazzurri con il programma di lavoro che ha dovuto tenere conto anche del forte caldo. Gruppo in campo di buon mattino e dirigenti impegnati nelle delicate manovre di mercato. Ieri è stato il giorno della Dio di Miceli, approdato alla corte di Birindelli al Novara e di Frisenna, quest'ultimo ceduto a titolo definitivo al Cittadella. Valigia in mano anche per Carnielutti, che non rientra nei piani di Longo e che interesserebbe a Sorrento e Guidonia. Sul piede di partenza Di Noia, Bocic e Chiarella. L'obiettivo è sfoltire l'organico per poi concentrarsi alle manovre in entrata, tenendo presente che gli arrivi di De Falco e Miai, in considerazione della giovane età, possono considerarsi operazioni secondarie e che serve ben altro per alzare il livello tecnico della squadra e stuzzicare quindi la fantasia dei tifosi. In entrata, brusca frenata per l'esterno Todisco dell'Avellino, che starebbe valutando un'offerta della Virtus Entella. Intanto si separano le strade del Catania e del preparatore atletico Giovanni Petralia, che non hanno trovato l'intesa per proseguire insieme. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una notizia: una bimba di 3 mesi è stata trasferita d'urgenza da Catania a Roma a bordo di un velivolo dell'aeronautica militare. La piccola, in imminente pericolo di vita, era ricoverata al Policlinico di Catania e dopo l'atterraggio a Ciampino è stata trasferita in autoambulanza al Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.